Ormai è quasi 10 giorni che abbiamo difficoltà soprattutto nelle zone più in quota di Valdobbiadene, quindi Santo Stefano, Guia e San Floriano. Stamattina dall'alba fino alle 11 circa il problema si è esteso anche nelle zone vicine, quindi località Follo, Saccol, Guia anche la parte bassa. Situazione critica. Sono giorni complicati per i residenti di alcune frazioni di Valdobbiadene, nelle cui case l'acqua potabile scarseggia o peggio ancora manca completamente. Circa 500 le abitazioni che stanno facendo i conti con i disservizi, una cinquantina di queste sono rimaste completamente senza acqua. Tante parti sono state dei disservizi, cali di pressione portata, ma nelle borgate, località che ho detto prima, sono state giornate intere senza acqua. Soprattutto questa mattina, anche in conseguenza diciamo, dell'esito di un weekend molto caldo con grandi presenze di visitatori turisti che non hanno certamente migliorato la situazione. Per la prima volta questa mattina mi sono trovato senza anch'io. Completamente senza acqua. Non veniva fuori niente. Comune e ATS stanno facendo il possibile per riportare in quelle aree di Valdobbiadene l'acqua. Alto Trevigiano Servizi che sta ridistribuendo la portata d'acqua e la pressione nelle varie frazioni borgate. Di fatto abbiamo metà della portata normalmente disponibile dalle sorgenti bellunesi e quindi il fatto di avere scarsità di questo approvvigionamento rende tutto più difficile. Dalle 18 di oggi in via San Antonio a Guia e in piazza San Floriano sono state posizionate delle autobotti per permettere ai residenti delle frazioni di rifornirsi di acqua, ma spiega il sindaco, possono servire aree limitate del territorio. Potranno essere utili nelle zone proprio più critiche per piccoli raggruppamenti di case, per riempire piccoli serbatoi locali. Il primo cittadino che già venerdì scorso aveva attivato il COC per gestire l'emergenza si appella alla responsabilità dei cittadini perché rispettino l'ordinanza dello scorso 20 giugno che regolamenta l'utilizzo dell'acqua potabile, senso civico fondamentale anche per limitare il rischio incendi. Domenica scorsa ho dovuto chiedere l'intervento dei volontari di protezione civile degli antincendi boschivi per bonificare 5 zone nelle quali ho ricevuto la segnalazione di barbecue vicino a un bosco in montagna. Abbiamo anche carenza idrica e quindi prelevare oggi acqua dagli idranti della rete idropotabile è praticamente impossibile.